sono grandi numeri di soggetti sani, perché li chiamiamo che non hanno una malattia. Una piccola quota di questi si avvia verso un percorso di approfondimento, alcuni pochissimi di questi vengono diagnosticati precocemente come, virgolette, malati. Questo è un po' il capitolo della medicina preventiva. E poi il mio servizio si occupa dei grandi temi dell'igiene ambientale, tutto il capitolo Proseco e Salute che stiamo affrontando in questo periodo, capitolo grosso, il grande sviluppo che ha avuto il Proseco nel nostro territorio. Incide sullo stato di salute dei cittadini e bisognerebbe dedicarci del tempo, abbiamo lavorato molto su questo. C'è il grande tema delle acque potabili che afferisce alle strutture che io dirigo, della sicurezza sul lavoro, eccetera, eccetera. Oggi ci occupiamo di un settore storico del quale si occupano i miei colleghi, che sono gli specialisti in igiene, da più di 150 anni. Perché di screening ci occupiamo da circa 20 anni. Di prevenzione delle malattie infettive la sanità pubblica si occupa da sempre, dalla notte dei tempi, perché le malattie infettive erano una volta il grande motivo per cui si moriva. Adesso si muore poco di malattie infettive. Perché si muore poco di malattie infettive? Perché stiamo meglio, perché abbiamo l'acqua potabile, perché le fognature funzionano, perché abbiamo un po' di soldi in tasca rispetto ai poveri, di una volta, ma anche perché abbiamo gli antibiotici in caso di malattia e soprattutto perché abbiamo per molte malattie infettive con i vaccini efficaci e sicuri. È una cosa che diamo per scontata. Oggi chi è che pensa di poter ammalare di polio? Nessuno. Difatti non ci si ammala di polio. Ma io ho uno zio, fratello del mio papà, con la poliomielite, il direttore delle scuole materne del comune di Verona, che non uccide il cervello la poliomielite, però, vi ricordate? Il mio palleggiatore della squadra di pallavolo è stato coinvolto nell'ultima epidemia di polio nel 1968 e palleggiava, faceva un balzo di 65-70 cm su una gamba sola. Aveva avuto la poliomielite e avrebbe preferito non averla. Oggi diamo tutto per scontato, ma non è scontato, è frutto di lavoro, di ricerca e di scienza. Affrontiamo un tema, diciamo, storico, antico, attuale, importante. Cominciamo da una domanda secca. Perché bisogna vaccinare i nostri bambini o vaccinarci in alcune occasioni della vita? Io ormai sono entrato nella fascia d'età che affronterà alcuni tipi di vaccinazione per l'adulto e per l'anziano. Ci sono qui certamente genitori che hanno bambini che hanno affrontato il ciclo di vaccinazioni dell'infanzia. La vaccinazione è uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione delle malattie infettive. Come vi dicevo, per evitare che una malattia infettiva non venga, serve l'acqua potabile, servono le fognature, serve mettersi la mascherina, tutto quello che lì va bene, ma insomma non c'è niente di più efficace e potente. La poliomielite non l'avremo sconfitta senza le vaccinazioni, il vaiolo non lo avremo sconfitto senza le vaccinazioni. Impossibile. Nonostante il benessere non ce l'avremo fatta, perché sono virus molto aggressivi in grado di attaccare chi. Vediamo l'influenza adesso, che pure vacciniamo molto, colpisce tutti, ricchi, poveri, buoni, cattivi, perché è un virus, grandi e piccoli. E se l'influenza fosse, in alcuni casi rari, per fortuna lo è, una malattia mortale, come è stato all'epoca della spagnola, eccetera, per le poverissime condizioni del dopoguerra, capiremo che saremo di fronte a un evento catastrofico. Un vaccino che cos'è? Intanto la parola vaccino, perché si chiama vaccino il vaccino? Perché un grande medico inglese, a cavallo tra il 700 e il 900 e l'800, Jenner, digitate Jenner stasera se ne avete voglia, aveva visto che cosa? Che le mungitrici, cioè le donne che mungevano le mucche, non prendevano il vaiolo. Chissà come mai le donne che mungevano le mucche non prendevano il vaiolo. Perché le donne che mungevano le mucche prendevano un vaiolo più leggero, che è il vaiolo della mucca, e quindi erano vaccinate
mucca, vacca, vaccino, vacca, quella roba lì, erano vaccinate contro il vaiolo, quello pericoloso. E lui ha fatto questa osservazione: come mai queste non si ammalano? Non si ammalano perché evidentemente erano venute già in contatto col virus, ma non col virus quello potente e cattivo, con un virus più leggero. Su questo ha detto: ma allora se io prendo le pustole del vaiolo della mucca e le inietto in un uomo, questo non prenderà più il vaiolo normale. È stata una polemica mondiale poi su questo. Insomma, il vaccino è cominciato da lì e ancora oggi si chiama vaccino. Per questo. A volte avrebbe anche voglia di cambiare le parole, no? Di cambiare i termini, è una delle parole che siamo un po' stufati di sentire, però dietro la parola c'è scienza, intuizione, capacità. I vaccini che cosa fanno quindi? Utilizzano versioni modificate di virus, sono virus, quello della polio, quello del vaiolo, quello della varicella, quello dell'influenza, i batteri, la meningite è una malattia batterica, sono più grandi dei virus, i batteri, tossine, per esempio il tetano, è causato da un batterio, il bacillo del tetano, che produce una tossina, la tossina tetanica. Il bacino antitetanico è fatto con la anatossina tetanica, cioè una tossina disattivata, non in grado di causare danno, per stimolare la risposta immunitaria. Cioè, metto dentro sta roba per bocca o per inoculazione, cosa fa il bambino, l'adulto, l'anziano, chiunque? Produce anticorpi. Dice: cos'è sta roba? Non la riconosco, produco anticorpi. Quando arriva la malattia, quella vera, gli anticorpi dicono: quello lì è uguale a quello che, e si mettono in movimento. Un sistema complesso che riguarda alcune cellule che hanno la memoria immunitaria, insomma la sostanza è questa. Stimolano la risposta immunitaria, proteggono oltre a chi li riceve. Questo è l'elemento forte di molte vaccinazioni, che oltre a chi li riceve proteggono la comunità. Quando si raggiunge un determinato livello di copertura vaccinale, non ammalano nemmeno i pochi che per vari motivi non si sono vaccinati, anche perché non potevano, perché un soggetto immunodepresso non può essere vaccinato. Ma non è giusto che quello ammali. Ottenendo la cosiddetta immunità di gregge, lo vedremo, anche lui non ammala, beneficiando di questo atteggiamento di solidarietà. Ecco quindi l'immunità di gregge. Le campagne vaccinali di massa hanno permesso di eliminare malattie pericolose invalidate come il vaiolo e la poliomielite, che non ci sono più, e c'erano, e tornerebbero, ma di ottenere anche l'immunità di gregge, vaccinando un numero elevato di persone, anche i pochi che acquisiscono la protezione nei confronti della malattia. L'immunità di gregge è quindi un bene pubblico da mantenere. Un bene pubblico. Tutti noi avremmo voglia di fare i 200 all'ora in centro a Codogné qualche giorno della vita. Da ragazzi, sui 200 all'ora, faccio bella figura con una cosa. Non si fa, perché è un bene pubblico, la vita degli altri. Io faccio un sacrificio, vado a 50 all'ora e faccio un po' lo stupido, perché è in gioco la vita degli altri. E anche qui si chiede una scelta individuale che comporta qualche piccolo fastidio, non solo per il bene proprio, che è enorme, ma anche per il bene degli altri. È un atteggiamento di solidarietà sociale e umana a cui noi siamo chiamati. Quali sono i tassi critici che le varie vaccinazioni devono avere per garantire l'immunità di gregge? C'è una copertura vaccinale nella popolazione in grado di evitare la diffusione della malattia. Dipende dalla malattia. Ci sono alcune malattie con un tasso di riproduzione che si chiama R/0, cioè una infettività, una contagiosità molto elevata, che richiedono un tasso di copertura molto elevato. Che cos'è questo? Se arriva in una
scuola di bambini non vaccinati per il morbillo. Un bambino con il morbillo, quello ne infetta da 15 a 17. E questo è il numero. Quanti si ammalano se arriva in una classe vergine un bambino con quella determinata malattia o un adulto? Quanto più alto è questo valore, tanto più deve essere garantita la copertura. Quindi vedete che malattie come il morbillo, la pertosse, un po' meno gli orecchioni, hanno un R/0, un tasso di riproduzione molto alto e quindi devono avere coperture elevate. Non è uno sfizio quel 95% che mettiamo là noi, è il prodotto di scienza. Non è per alimentare le ditte farmaceutiche, è un prodotto di scienza, serve quella roba lì. Su alcune malattie possiamo permetterci valori un po' più contenuti. La poliomielite, la difterite, la rosolia, vedete che hanno tassi di riproduzione più bassi, quindi le coperture possono essere più basse. Altra domanda tipica. Ma con tutte quelle vaccinazioni lì il sistema immunitario del bambino viene travolto. Il neonato ha sviluppato la capacità di rispondere agli antigeni prima ancora di nascere, mentre è nella pancia lui già è capace di fare il suo mestiere, di difendersi. Perché anche attraverso la mamma, la placenta, gli arriva qualcosa che non funziona. C'è la mamma strana che fa robe strane, il bambino si difende, resiste, combatte. Ogni batterio contiene dai 2000 ai 6000 antigeni e il neonato deve fronteggiare una moltitudine di virus e batteri subito dopo la nascita. Appena nasce, il canale del parto non è proprio pulito, lo sappiamo bene, no? È lì tutto, cacca, pipì, c'è tutto. Eppure lui nasce, arriva dentro sta montagna di antigeni, compresi miliardi di batteri che colonizzano subito l'intestino. Il nostro intestino viene subito riempito da batteri di ogni genere, appena nasciamo, perché dobbiamo riempire l'intestino perché non vengano quelli cattivi, cioè siamo fatti bene, insomma. Nei primi 2 anni di vita un bambino riceve attraverso i vaccini circa 200 antigeni. Capite bene che l'impegno per il suo sistema immunitario è contenuto, non è zero. Un po' di impegno ce l'ha, tant'è che gli immunocompromessi, i bambini con immunodeficienza, li vacciniamo con molta più cautela, ma un bambino normale, immunocompetente, non ha problemi di sovraccarico del sistema immunitario. I vaccini sono sicuri o esiste un grande fratello che vuole uccidere l'umanità mettendo in commercio vaccini pericolosi? Basta questo pensiero, no? Cioè, siccome l'umanità, qualcuno ha interesse che venga distrutta, un nuovo Hitler mette in commercio vaccini pericolosi. I vaccini sono sicuri, vengono fatti con tecniche altamente selezionate, qualche volta provocano effetti collaterali, spesso banali, un po' di febbre, un po' di dolore nella serie di iniezione, un po' di malessere generale, che sono considerati accettabili, perché il vaccino difende da un pericolo più grande rappresentato dalla malattia. Siccome però qui siamo di fronte alla malattia dei sani, nessuno ha voglia di avere nemmeno quei piccoli effetti collaterali. Così siamo fatti noi, giustamente. Mentre noi se abbiamo la polmonite accettiamo il rischio dell'antibiotico che è pesante. Se ci abbiamo un guaio andiamo a farci subito la risonanza magnetica o la TAC, che non è acqua fresca. La risonanza magnetica un po' meno, la TAC non è acqua fresca, perché è una serie di radiazioni importante. Mi fa la TAC, poi da morire. Beh, a parte che ha 90 anni e anche ora, insomma, no? Però cosa ti serve sta TAC? Cosa ti serve sta roba? Frase tipica. Perché non mi fa la TAC domani? Perché non ti serve a nulla. A nulla. Qua ci sono colleghi che quotidianamente fronteggiano richieste. Ma io voglio da morire, mi dice una signora di 92 anni a cui era stata data una risonanza magnetica dopo 2 mesi. Sì, dico,
primo, lei deve morire come me, spero prima. E secondo, cosa le serve la risonanza? A nulla. A perdere tempo, perché tanto la risonanza serve solo se c'è un'ipotesi chirurgica, a 92 anni non ti opera nessuno. Poi la tiene i dolori, certo, certamente. C'è un momento nella vita in cui bisogna tenersi i dolori. Non c'è scampo. Quindi nessuno di noi ha voglia di fare cose quando sta bene. Quando sta male corre a fare di tutto, esponendosi anche a rischi. La colonoscopia, 1 su 1000 si perfora. Eppure si corre a fare la colonoscopia. Giustamente quando serve. Giustamente quando serve. Però noi tendiamo a sottovalutare il rischio quando abbiamo qualche disturbo e a sopravvalutarlo quando stiamo bene. Questo è un rischio che in piccole dosi va poco, questo non è grande. Lo Stato italiano, le autorità di controllo mondiali mettono sul tema vaccinazioni, proprio perché i vaccini sono destinati a grandi numeri di soggetti sani, un livello di controllo enormemente superiore nell'ambito di tutta la categoria di farmaci. Prima dell'immissione in commercio ogni lotto di vaccino viene testato relativamente a. Ma i vaccini producono profitto? Sì. Le ditte che li producono non li produrrebbero se non ne avessero un profitto. Anche chi fa questo tavolo ha un profitto. Ma non è che per questo odia l'umanità, chi fa questo tavolo. Chi inventa un'automobile ibrida come quella che ho io ha un profitto, ma non ha il disegno di uccidere l'umanità consumando. Il profitto non è un elemento negativo nella storia dell'uomo. Da che mondo è mondo stanno meglio coloro che hanno 4 soldi in tasca rispetto a coloro che non hanno nulla. Da che mondo è mondo. Quindi il profitto, se ben distribuito, se con elementi di solidarietà, non è un fatto negativo. Quindi l'idea di dire che ci sono delle ditte che lucrano, l'idea che non ha fondamento di serietà. Certo che ci sono delle ditte che fanno quello di mestiere, ci mancherebbe altro, meno male che lo fanno. Così che a un certo punto qualcuno gli è venuto in mente che la cintura di sicurezza poteva salvare delle vite. Abbiamo girato tutti noi di una certa età senza cintura di sicurezza per tanti anni della nostra vita. Anche chi fa il tabacco ha un profitto, eppure viene venduta. Lo Stato italiano ha profitti importanti dalla vendita del tabacco. Questo è il calendario vaccinale nazionale, troppo complicato. Vi faccio notare una cosa: introduce il vaccino meningococcico B, il Veneto il vaccino meningococcico B saltate una diapositiva, è stato introdotto già da tempo. Comunque il calendario ve lo risparmio, ma insomma rapidamente. I vaccini tipici del terzo, quinto e 11° mese, il nuovo vaccino meningococcico B, quello che verrà l'anno prossimo, rotavirus, ne parleremo forse un'altra volta, l'influenza per tutta la fascia, soprattutto nei soggetti con più di 65 anni, i richiami di questi vaccini fatti nella prima fase della vita e il vaccino HPV a favore delle femmine e dei maschi, che è nella diapositiva sotto. Andiamo diretti alle coperture. Tutti voi avete letto: oddio, calano le coperture in Italia. Tutti i giornali pieni, eccetera. È successo effettivamente che pian piano, anche nel Veneto, dopo una serie di anni relativamente tranquilli, abbiamo cominciato ad osservare questo fenomeno di calo delle coperture. Ma la caratteristica principale di questo fenomeno qual è? Che più che calare le coperture in termini assoluti, questi sono i bambini di 3 mesi, abbiamo un ritardo nell'esecuzione delle vaccinazioni. Cioè i bambini iniziano tardi, per quella preoccupazione
delle mamme e anche di qualche pediatra un po' particolare o di qualche personaggio che dice il sistema immunitario non è pronto e quindi lo vaccino tardi. Poco importa, l'importante è che si faccia. Il bambino in un anno comincia a correre, si sbuccia, prende il tetano, che comunque è morta una nonna di 92 anni di tetano in ospedale Conegliano poco fa. Era ora che lo visse, povera nonna, ma stava curando il giardino, era attiva. Ieri a San Pietro di Feretto ha parlato Paco, uno sloveno che è stato in campo di concentramento per una vita, aveva 103 anni, era lucido. Tutti noi ameremmo vivere a lungo e non essere spazzolati via da una malattia stupida. Perché ha preso il tetano sta donna? Perché il tetano non è stato usato come vaccino nelle donne, ma solo nei confronti dei militari maschi nella notte dei tempi. Poi, dal 60 in poi, per i bambini. La nonna era dello 0, quindi si è preso il tetano del 10, 15, 20. Poco importa quindi se c'è un po' di ritardo vaccinale, vedete che a 24 mesi sale molto, ma la cosa interessante è che non è mai finita, cioè ci sono bambini che iniziano anche a 3 anni, a 4 anni. E vedete che oggi, ad oggi, quindi calcolando oggi, che ha fatto la mia collaboratrice oggi, i tassi di copertura vanno vicini al mitico 95%, che è un valore del quale abbiamo bisogno, come abbiamo visto all'inizio, solo per poche vaccinazioni, per fortuna. Per il resto ci basta il 90, 92, 88. Comunque l'elemento interessante cos'è? Che nell'ultimo periodo c'è una ripresa decisa dell'adesione favorevole al tema delle vaccinazioni. Cos'è che ha provocato questa roba qua? Il ricordo che le malattie infettive esistono. In particolare la grande agitazione che è venuta fuori a causa della meningite, che non c'entra nulla con la poliomielite, è un'altra malattia, ma uno dice, allora esistono le malattie infettive, allora mi posso ammalare. E quindi ci sono nuovi vaccini che chi ha i bambini ha imparato a conoscere. Il vaccino meningococcico B, la meningite è una malattia tremenda. Io ho avuto la responsabilità di gestione dell'epidemia di meningite che abbiamo avuto nel 2008, ricordate, 8 casi, 3 morti, vaccinato mezzo Veneto. Ricordo quelle notti drammatiche in cui litigavamo su cosa bisognava fare, io e i miei colleghi. E si trattava di un meningococco C. Meningococchi patogeni, cioè in grado di provocare la malattia, sono vari. I più importanti sono A, C, W e Y, che adesso sono stati combinati in un unico vaccino. Quando abbiamo avuto l'epidemia avevamo solo il vaccino C, eravamo il meningococco C, e vaccinando tutti abbiamo spento l'epidemia. In Toscana non ce la fanno perché è più complicato, ma adesso abbiamo introdotto il vaccino meningococcico B, che causa malattia nei bambini piccolini e in alcune altre fasce di popolazione. L'altra novità è il vaccino HPV, Human Papilloma virus responsabile del cancro del collo dell'utero delle donne. Ma le donne questo virus lo prendono per via sessuale, cioè lo trasmettono i maschi. Vaccinare i maschi significa ridurre il rischio per le donne e ridurre anche una serie di patologie proprie dei maschi, specie dei maschi omosessuali. Uno dice, ma mio figlio non sarà omosessuale. Boh. Non so. Cioè, noi abbiamo il compito di proteggere tutti. Vaccinazioni dell'infanzia. Il esavalente, lo conoscete tutti, contiene le 4 vaccinazioni ex obbligatorie: difterite, tetano, polio, epatite B, e 2 per tosse, emofilus, influenza, vaccinazioni importanti. Queste malattie non sono scomparse. Casi di difterite in Europa, fortunatamente pochi, perché l'Europa vaccina da tanti anni tutta la popolazione infantile. C'è stato un periodo, dopo la caduta del muro
sovietico, dopo il disastro conseguente altro, sapete che sono impoveriti molto, cioè stavano malino, ma insomma, poi dopo c'è stata all'inizio la grande sperequazione, grandi ricchi, grandi poveri. Le ditte di Stato nei paesi sovietici hanno smesso di fare i vaccini, perché loro si facevano i loro, non è che li compravano dalle multinazionali americane, ovviamente. Hanno smesso di fare i vaccini e hanno avuto delle epidemie, tra cui difterite, che colpisce alcuni paesi europei. Fortunatamente vedete che sono pochi casi, però esistono e noi giriamo il mondo, i nostri ragazzi girano il mondo, tutti. Vedete qui la pertosse, che è una malattia problematica per il bambino piccolino, può morire il bambino piccolino di pertosse. Vedete la poliomielite, che ancora interessa molti paesi poveri. Da noi, che siamo qua, la poliomielite non c'è. Ma qui abbiamo ancora il virus della polio, reperibile. L'epatite B, da noi siamo in una zona a bassa endemia cosiddetta, cioè con prevalenza bassa, intermedia o bassa. Ci sono molte zone dell'Africa e dell'America Latina, ma anche in parte l'America settentrionale, in generale anche qui prevalentemente il mondo povero, con promiscuità sessuale e di altro genere, che ha ancora questo rischio importante. Le malattie batteriche invasive, ne abbiamo fatto cenno. Cosa si intende per malattie batteriche invasive? Vuol dire delle malattie batteriche che noi prendiamo di solito in forma leggera, un mal di gola, oppure abbiamo il germe lì fermo, tranquillo nella nostra gola che non disturba, o un'otite che in alcuni casi passano le meningi, passano la barriera del sangue e sono in grado di arrivare a tutto l'organismo, determinando meningiti o sepsi, infezioni del sangue.